trasformata. È un pochino, questo è un rompicapo, perché qui siamo in presenza di 3 cerchi concentrici e anche con delle murature all'interno, parte in lastricato, parte anche in alzato, per cui si può anche chiamare questa una struttura labirintica, ma hanno individuato alla fine 3 strutture principali. Un cerchio, come vedete, molto vasto, esterno. Se dovessimo immaginare questo coperto da un'unica copertura conica come quella delle capanne, diventerebbe una cosa mostruosa. Vediamo che c'è un corridoio, una capanna concentrica ma più piccola, e ancora all'interno un'altra capanna circolare ancora più piccola, che probabilmente era il cuore di questa struttura, anche questa diciamo così con funzioni religiose, che possiamo osservare da questo rilievo. Come vedete abbiamo qua l'ingresso, il corridoio anulare, la seconda capanna, perlomeno il secondo circolo, un terzo interno, definito qua saccello centrale, perché se dobbiamo immaginare che questo sia anche lui un recinto cultuale, evidentemente al centro doveva esserci la divinità, il luogo della maggiore... Quindi non è possibile che possa essere considerato un sito di sepoltura, perché quelle sembrano delle tombe. Guarda. Noi possiamo vedere così delle pietre fitte, sistemate in verticale, ma siccome non conosciamo l'alzato, niente ci permette di definire che queste pietre sono state tirate su anche dagli umani recenti, degli ultimi secoli, che invece fossero in piano orizzontale, come del resto possiamo vedere la struttura sia delle altre parti murarie del secondo recinto. Ma in questo territorio sono presenti anche dei menhir o... Sì, ci sono dei menhir proprio in questo villaggio. C'è una capanna dove almeno 2 o 3 menhir sono ancora in situ. A quale data è ascrivibile questo? Noi allora c'è questo dalle ceramiche rinvenute, dai cocci che poi messi insieme abbiamo, che so, per esempio un tipo di anfora ascoide con una particolarità, con una forma particolare. Per il resto in maggioranza sono soltanto dei cocci. Dalla datazione siamo intorno al 1300 a.C., quindi siamo in piena età nuragica, considerando che l'età nuragica possa dare inizio, che sono nel 1500-1600 a.C., e quindi siamo proprio in piena civiltà nuragica. Ci sono dei riferimenti di questo sito archeologico con ciò che abbiamo visto stamattina, ovvero sia Stamattina noi siamo stati a Sudempiesu e abbiamo visto una fonte sacra. Abbiamo visto una fonte sacra con una struttura architettonica molto particolare, probabilmente oggi la possiamo definire ancora originale perché è la prima e la più completa, con questa costruzione aerea realizzata con conci ben lavorati e ben incastrati fra di loro, che contengono, quindi che costruiscono una struttura architettonica molto interessante. Diciamo che quello è lo stesso, sempre legato al culto delle acque. Anche qui abbiamo il pozzo sacro, in questo caso non abbiamo una struttura simile, però siamo sempre nell'ambito dei culti legati sempre alla presenza dell'acqua. Come mai la Sardegna sino a 20 anni fa è vissuta sul mito di Barumi, mentre località del genere che hanno un'importanza straordinaria sono state praticamente dimenticate dagli storici e soprattutto dal turismo itinerante, quindi quasi sconosciuta questa zona. Allora, questa zona, per esempio, consideriamo che gli scavi sono terminati all'incirca 8-10 anni fa, quindi è recente come scoperta. Quindi qui gli studi sono terminati alla fine del Novecento, per cui ancora non è dato la conoscenza, la diffusione di questo sito non è ancora arrivata al grande pubblico. Questa sembrerebbe un'altra capanna, o Questa sbaglio? è una delle tante altre capanne di cui è pieno questo sito, e possiamo immaginare che questa, per esempio, è una capanna di forma oblunga, non è la classica capanna circolare. Abbiamo dei bellissimi sedili all'interno, possiamo leggere un pochino questa struttura architettonica anche qui, osservando per esempio questi sedili
a forma circolare, e questa parte della capanna inizialmente circolare che poi qui si prolunga con questa forma che ricorda per esempio anche quelle strutture allungate che ci sono nel Tempio di Santa Cristina, nel pozzo sacro di Santa Cristina. Dicevo in definitiva che questa è tutta un'area sacra, quindi possiamo immaginare, abbiamo 3 templi a Megaron, abbiamo questa struttura di questi 3 capanne all'interno l'una dell'altra col sacello centrale, abbiamo poi tutta una serie di capanne più o meno complesse, più o meno raggruppate insieme fra di loro o sparse, che occupano vari ettari. Come mai non abbiamo trovato la chiesa, il luogo di culto, il nuraghe, come dicono alcuni storici? Il luogo di culto? Voi siete del gruppo? Sì. Perché sono già andati via. È una piccola capanna nuragica, la possiamo immaginare, ricorda le pinnette dei pastori locali, ricoperta con materiale vegetale. L'ingresso, l'interno probabilmente era lastricato perché ci sono ancora alcune pietre che sono in situ. Di questo ingresso è visibile anche nel pavimento, perché possiamo notare che a destra e a sinistra con queste pietre allineate evidentemente si sono circoscritti degli angoli riservati a qualcosa di particolare. Sul davanti possiamo notare ancora una struttura in pianta che delimita evidentemente un ingresso centrale che è stato poi soppiantato e trasformato con queste 2 pareti semicircolari, quindi sia dalla pianta che dall'alzato possiamo osservare questi 2 momenti costruttivi.